Buongiorno e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Un amministratore giudiziario di Palermo morto nel 2018 avrebbe usato soldi confiscati a noti boss di Cosa Nostra per scopi personali. Al suo erede è stato sequestrato un conto corrente con quasi 800.000 euro. Arrestati all'alba dalla polizia 4 presunti rapinatori che sarebbero i protagonisti del colpo tentato in una filiale della banca Fide di Trapani nel febbraio del 2022. Dopo una breve interruzione, a causa delle brutte condizioni del mare, sono ripresi gli sbarchi a Lampedusa, dove durante la notte sono sbarcati 259 migranti che erano a bordo di 3 barconi. Poco dopo la mezzanotte si è verificato un terremoto di magnitudo 3.1 sull'Etna. L'INGV di Catania ha individuato l'ipocentro a 1,6 km a nord di Zafferana e Tenea, ad una profondità di 2,8 km. Infine la società Terna ha reso pubblico un avviso per un progetto di ammodernamento della linea ferroviaria tra Palermo e Catania, pronti ad essere investiti 28 milioni di euro. Ed è tutto per questa edizione, tutti i dettagli su queste notizie li trovate sul nostro sito www.newsicilia.it. Grazie per averci seguito e arrivederci.